Io qua sono entrato venerdì mattina, la prima volta, poi sabato, insomma, i tempi. Avevamo chiesto di attivare 740 posti letto, in più rispetto a quelli attuali, in 5 siti diversi, e diciamo che vabbè, in un paio sono già operativi al 100%, qui praticamente vedete anche, per cui entro fine settimana, cioè domani, c'è la consegna di tutte queste strutture alle ULSS. Dopodiché speriamo di non usarle mai. Tenete presente che quando si entra in una struttura dismessa, questa era chiusa da 12 anni, bisogna verificare tutto il funzionamento degli impianti, quindi gli ascensori che vanno collaudati, l'impianto elettrico, l'impianto termico e poi gli impianti che non ci sono a casa ma che servono nelle strutture ospedaliere, tipo i gas tecnici, in questo caso l'ossigeno, che è particolarmente importante qualora dovesse succedere che ci fossero dei ricoverati con coronavirus. Questa struttura più le altre 4, sapete sono 5 gli ospedali, certo, vecchi ospedali che sono stati ripristinati, hanno coinvolto oltre 500 volontari, oltre 3.000 giornate uomo di lavoro sul campo, perché qui dentro oltre alle pulizie e gli impianti eccetera non c'erano i letti. Qui e neanche a Monselice per esempio, ecco, il volontariato che è stato coinvolto ha visto in prima linea l'Associazione Nazionale Alpini, che sono, noi abbiamo 493 organizzazioni di protezione civile in Veneto, si va dalla più grande numericamente parlando che è l'Associazione Nazionale Alpini, terzo raggruppamento, e si arriva fino al gruppo comunale che magari ha qualche elemento. Sono tutti fondamentali, quando ci sono azioni così massive diventa fondamentale l'apporto dell'ANA, quindi si cerca di fare sinergia anche con i gruppi territoriali. Teniamo presente che da qui in avanti sono impegnati ancora perché c'è la distribuzione delle mascherine, no? Lo sapete che adesso stanno iniziando le consegne delle prime mascherine, quindi ci sarà anche quella partita là. Ho sentito l'azienda adesso, ci ha consegnato le prime 72.000 e sta producendo a raffica, funziona così. L'azienda, che è in provincia di Padova, ci consegna giornalmente alcune centinaia di migliaia di mascherine nel deposito della protezione civile di Padova, della provincia di Padova. Da lì ci saranno 6 in questo caso furgoni che partiranno per le 6 altre province, e dopodiché province, proprio sedi provinciali a livello provinciale, e dopo le province distribuiranno ai comuni e i comuni distribuiranno ai cittadini. Come? Ogni sindaco conosce il suo territorio, allora il sindaco di Valdobbiadene ne ha delle situazioni che possono essere diverse dal sindaco di Padova o di Verona, no? Noi anche in questo caso i sindaci si avvalgono del volontariato, quindi in prima linea ancora una volta i volontari di protezione civile che si stanno coordinando, e poi io ho suggerito ai sindaci di coinvolgere anche eventuali altre associazioni che ovviamente io non posso conoscere ma ogni sindaco conosce, e quindi Proloco, quindi associazioni di volontariato sociale eccetera, e il suggerimento che io do a tutti quelli che mi scrivono eccetera: non andate in municipio a prendere mascherine, se no creiamo l'assembramento. Quindi l'idea è quella, il suggerimento è quella di lasciarne alcune, ma non da fare poi dopo l'assalto alla diligenza, qualcosa nei negozi di alimentari, e poi se appunto le organizzazioni di volontariato territoriale riescono a inserirle nelle buchette delle lettere, partendo magari da situazioni più critiche che i sindaci conoscono, i servizi sociali dei comuni conoscono, vengono inserite nelle buchette in modo tale che il volontario non entra in contatto diretto con la famiglia a cui le consegna, e uno se le trova nella buchetta delle lettere e poi le utilizza. Il fatto che ci sia mascherina, che poi dopo tutti non si sentono autorizzati ad andare in giro, perché valgono ancora le regole quelle vecchie, è un qualcosa in più che viene regalato e fornito al cittadino. La domanda, ma cosa succederà fra una settimana? Guardate, quello che dicevamo una settimana fa sembrava fantascienza, no? Oggi è realtà, fra una settimana non so cosa potrà succedere, e quindi noi... Ecco, noi ogni mattina abbiamo il collegamento con l'unità di crisi nazionale, e ogni pomeriggio col governo. Il Presidente Zaia è sempre presente sia alla riunione della mattina che a quella del pomeriggio, e anche tutta la parte intermedia, e quindi siamo sul pezzo. Ci regoliamo mano a mano che vengono avanti le cose, ovviamente in anticipo. Il famoso piano degli ospedali l'abbiamo presentato la settimana scorsa,
ma quando è iniziata questa emergenza nessuno mai avrebbe neanche pensato di dover attivare una situazione del genere. Quindi valutiamo, abbiamo i modelli matematici, cerchiamo di seguire l'andamento e in base a quello che ci sembra che stia per accadere ci tariamo di conseguenza. Questo è quello che posso dire oggi.